Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner, Rebelot, well, a bird, bird, Rebelot, bird. Rebelot, lunedì 20 maggio 2019, 16:38. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird.
adesso dice così. Allora, se i sovranisti hanno la maggioranza in Europa, no, ecco le percentuali della Lega, direi 35%. Quante canzoni della Nannini? Non ti sei spiegato bene, Angelo, riscrivici. Ancora, Luca da Bagnolo Cremasco dice 36% Lega, non guarderò più i telegiornali. È un fioretto non guardare più i telegiornali, non è dimostrabile, Luca. Ci devi dare una cosa che sia davvero un fioretto. Secondo me potete fare di più, ragazzi. Abbiamo tutta la settimana. Rick da Varese, 30%. Ecco, questa è spessa. 30% mi sacrifico, non mangerò gelati per un mese, ma sentirò De André. Vabbè, tu puoi sentire giustamente De André le cuffiette, ma Riccardo da Varese, attenzione, se la Lega... Allora, Rick va... Lega sopra 30, scriviamo sopra 30 che è sopra 30, no gelato, un mese. Ed è brutto non mangiare gelato dal 26 maggio al 26 giugno, è molto brutto. Grande Rick. Attenzione, impegni grossi, Graziella dice se arriva al 36%, Graziella, qua tu la fai grossa con la tua volontà, ma noi ci fidiamo. Graziella sopra 36, quindi asticella veramente panico, asticella oddio. Graziella dice smette di fumare, no cigarette per Graziella, oltre il 36%. Andiamo a vedere chi altro c'è. La Madonna, Stefano Del Brembo 45%. Non tiro sassi agli egiziani. Non devi mai tirare i sassi agli egiziani, Stefano, mi raccomando, non tirare mai sassi a nessuno, perché se sei un ascoltatore di Rebelot fai tua la cultura della pace, della fratellanza, dell'amore e dell'amicizia. Abbiamo invece l'Anonymous, 33%. Attenzione all'Anonymous, anche lui la mette giù dura, a meno che non ci stia fregando, ma non credo. 33% dell'Anonymous, anzi in realtà 33,3%. Lui per 6 mesi si impegna a fare una dieta vegetariana, di più si impegna anche a non parlare male di Greta Thunberg. E quindi tu sai, Anonymous, che se succede io ti chiederò ogni giorno un aggettivo positivo su Greta Thunberg, faremo mal comune mezzo gaudio. Ancora Paolo, scusate l'inglesismo, se prende il 35% io faccio una cosa, diciamo, mi macchio di un reato. Ecco, in questo caso un reato pacifico, lo dico agli amici del gruppo Jedi, un reato assolutamente pacifico, peraltro reintrodotto nel codice penale da Salvini. Sono atti osceni in un luogo particolare, quelli che ci promette. Io, Paolo, ti dico no, scegli un altro atto non osceno. Abbiamo una telefonata, vedo che tu prendiamola. Pronto? Buongiorno. Sono Laura, chiamo da Torino. Eccoti, Laura. Io penso che tu il mio fioretto lo conosci già. Il tuo porta bene, me lo ricordo bene. Vero? Però te lo lascio dire perché sei sempre insospettabile. Qual è la tua passione, Laura? Al 105% non vado a giocare ai cavalli per 10 giorni. Ma senti, al 35%? Sì. Allora, no cavalli. Beh, però siete tutti bravi, 35, 36. Che sofferenza, però ne vale la pena. Ok. Voglio ricordarti che l'altro giorno in Puglia con una barca a vela sono sbarcati 27 clandestini. Bello, bene. Hanno trovato bel tempo? Credo di sì. Bene, l'importante è questo, perché poi quando è importante sempre, che bello, si accamperanno come gli altri 60 milioni di residenti sulla penisola. Mattia dice 35% mi metto a dieta e perdo 20 kg. Ragazzi, quest'anno la sparate grossa, sia come percentuale Lega, perché 35 io non l'avevo neanche calcolato nella sfera del visibile, ma sia sulle cose. Smette di fumare, vegetariano, parla bene di Greta Thunberg, perdo 20 kg, la nostra grande Laura non gioca ai cavalli per un mese, mi pare, per un mese anche lei. Poi, allora, questo qui non si firma. Innalzare il rosario, fare segno della croce lo considero un errore, ci sarà tempo per i fili diretti seri, non temere. Francesco da Arona dice, se supera il 38%,
scrive una cosa che fa pensare a un suo, diciamo, lavoro nell'ambito del meretricio, che non credo sia la tua professione, quindi Francesco vogliamo un voto anche da te. Attenzione a Giacomo Trasporto, trasportatore di azoto, dice: se passa il 25% non esce più con la mia ragazza. Grazie Giacomo, anche se mi faceva comodo avere il martedì e il giovedì, mi pare, liberi quando vi vedevate tu e la mia compagna. Peccato, mi toccherà votare la Bonino. Abbiamo Giancarlo, camionario di Verona, oltre il 30%, attenzione Giancarlo, 30% è l'asticella per Giancarlo, e dice Giancarlo che se la Lega supera il 30% lui non farà neanche una grigliata in tutto il 2019. Mamma mia, guarda, questa è grossa Giancarlo, questa è veramente grossa. Ancora Joan dice: se supera il 38% niente birra per tutta la legislatura. Cioè, Joan smette di bere birra, però superato il 38, ragazzi, qui state sparando grossissimo. Cioè, abbassate anche un po' l'asticella. Guardate Giancarlo che coraggioso, 30% no grigliate, per intenderci. Comunque vabbè, no birra. Vi ricordo che è un impegno sacro, quello che prendete con Rebelot, quindi non scherzate, e mi raccomando, proponete anche il voto per me, riguardante possibilmente le cose che faccio in trasmissione. In tal modo ci sarà modo, per l'appunto, per voi di verificare il mio voto per il voto, e a me di essere fermo nella fede e saldo come rupe salda. Pronto, ciao 85, sono Rosanna da Milano. Ciao Rosanna. Allora, per me il 36 secco. Sì, e se lo prende cosa sei disposta a fare o a rinunciare? Non guardare mio marito per 6 mesi. Come non guardare? Proprio non calcolarlo. Ma tu dici un'astinenza? Sì, esatto, totale. Però non dirlo al marito, perché questo potrebbe portare un voto in meno. Perché? Penso abbia piacere, insomma. Lo so, tanto io sono divorziata. Ah, vabbè, allora è una truffa. Rosanna, vogliamo un nuovo voto, Ciao. Anche Chris da Bergamo al 36% ridurrà le sigarette. Chris BG, 36. Bello questo tutù in diretta, piace, è sperimentale. No, ma perché l'hai tolto? Ha messo giù lei. Ma lascialo questo bel tutù in diretta, ma perché l'hai tolto? Abbiamo un'altra chiamata, è specifica per te. A me piace, ma lascialo in diretta. Chiedono una tua mail. La mia mail è ilmarco.pinti@gmail.com. Ve la ripeto, ilmarco.pinti@gmail.com. Voi scrivetemi, io vi risponderò con tempistiche da lettere ottocentesche. Quindi voi immaginate che alla vostra velocità di scrittura io risponderò come se dovessi incaricare un corriere che prende il cavallo, va alla stazione di posta, esatto, il calesse, poi arriveranno le risposte. Vi rispondo più facilmente se alla fine vi do un trucco per fregarmi, mi mettete un punto di domanda. Quella cosa lì dico, allora bisogna rispondere. Grazie comunque a tutti quelli che ci scrivono. E se la Lega supera il 35, Marco da Milano fa una cosa che non farà, quindi cambiare Marco, ti vogliamo, Allora. Michele da Verzuolo dice: non mangio casola per un mese. Cos'è la casola? Cassola? Ha scritto casola. No, non mangia cassola, Michele da Verzuolo. Cassueula, dovevi scriverlo con la dieresi. Ma che percentuale? Michele? Io aspetto. Abbiamo una telefonata? No? Peccato, speravo di avere un tu. Allora, attenzione anche all'Anonymous. Da lunedì solo canzoni giapponesi o anche tutta la trasmissione in giapponese? No, quella non riesco a farla, tutta la trasmissione in giapponese. Goffredo dalle Romagne ci dice: allora, sopra il 30% anch'io astinenza, e insomma da questo punto di vista sembra essere anche per lui dura. Goffredo dalle Romagne, 30%, anche lui voto di castità. Mamma mia ragazzi, castità, 30% è castità. Io ve lo dico, perché poi c'è il Giacomo, il trasportatore di azoto liquido, che può passare insomma all'incasso. Angelo da Gusago intanto ha trovato la quadra per il suo voto.
Angelo, come sapete, è il nanninifobico Angelo Cusago. Allora, Angelo Cusago ci dice 35% è disposto ad accettare 10 canzoni Nannini. Va bene, 35. Sei altino, non sei tanto coraggioso, ma va bene. Ancora abbiamo no, Giancarlo Camionaro sta già barando, dice al 30% non faccio più grigliate ma vado a mangiare a quelli degli altri. No, più grigliate vuol dire basta grigliate. Ah, che ti invitino o non ti invitino. Ancora c'è chi mi fa notare che in giapponese diventerà le belotte della trasmissione. E ancora Raul da Cesano Maderno, questa è bella, si impegna, se la Lega prende più del 32,3%, a votare al televoto del Grande Fratello. Va bene, è anche questo un voto per il voto. Noi sentiamo una canzone, dopo torniamo con il calcio, lo spazio Parlamento e ancora un supplemento di indagine sul voto per il voto e poi Matteo Salvini, tanta roba insomma.
calcio qui su Rebelot. La Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non devola. Mentre fuori dalle nostre grate, anche dette finestre, ormai è novembre perché è notte, ma va bene lo stesso. In mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al Ci occupiamo delle palle che girano, delle palle che entrano in rete, dei falli e di tutto quello che concerne il calcio. E lo facciamo con Andrea Dattrino della redazione di cartacantaweb.it. Benvenuto Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, caro Andrea, nella giornata di ieri si è totalmente riaperta la corsa alla Champions League. Si è ultimato il suicidio calcistico dell'Inter, che è riuscita ad arrivare a un pelo dalla zona Champions, perché ormai solo un punto la divide dal Milan, e si va verso quest'ultima giornata dove la strada del Milan e dell'Atalanta sembra essere spianata. Il Milan se la gioca con la spalla, l'Atalanta col Sassuolo, due formazioni che hanno poco da chiedere ancora al campionato, mentre l'Inter dovrà ospitare in casa un Empoli che avrà il coltello tra i denti. Esatto, seppur l'Inter debba giocare in casa, sicuramente con tanti tifosi come sempre a San Siro e contro la quest'ultima in campionato, però sembrerebbe essere proprio quella la partita più complicata, anche perché, come hai detto tu, il Milan andrà sì in trasferta ma contro una spalla già salve che non ha più nulla da dire, idem l'Atalanta che giocherà sia a Reggio Emilia ma in casa contro il Sassuolo, che è praticamente messo nelle stesse condizioni della spalla. E il Genoa, che è la squadra che insegue l'Empoli, andrà a Firenze con una Fiorentina anch'essa fuori da ogni gioco, quindi... Sì, esatto, in realtà la Fiorentina è ancora dentro la corsa per salvarsi, diventa poi difficile insomma buttare... però deve essere proprio una roba, cioè deve succedere di tutto. Deve succedere una catastrofe, esatto, devono vincere tutte quelle che ha dietro e ovviamente perdere la partita contro il Genoa. Nulla è impossibile perché questo campionato ci ha riservato tante sorprese, però io insomma sì, salvo la Fiorentina, il Bologna deve giocare ancora stasera contro la Lazio, però chi andrà a giocarsela saranno sicuramente il Genoa e l'Empoli. Ecco, però restiamo sull'Inter perché vabbè, il Milan ha vinto, si è ripreso, grande entusiasmo, però non era una partita straordinariamente difficile quella vinta col Frosinone. L'Atalanta ha portato a casa un onesto 1-1 con la Juve, ma anche qui non abbiamo grandi novità. Quella che si sta suicidando è l'Inter. Sì, esatto, perché in realtà gli bastavano pochissimi punti per centrare non solo la qualificazione in Champions League ma anche consolidarsi al terzo posto, anche perché c'è differenza non solo economicamente parlando ma anche a livello di fase gironi tra terzo e quarto posto. Però l'Inter in realtà, se tu vai a vedere le statistiche della partita, le occasioni le ha avute, però ha incontrato un Napoli sostanzialmente più forte sotto ogni punto di vista e l'Inter è in grado di autosuicidarsi come sempre, e quindi adesso vengono fuori anche un po' gli spauracchi delle ultime giornate a cui l'Inter è abituata a sorprendere un po' tutti, soprattutto in negativo. La pazza Inter, diciamo. Pazza Inter, esatto, sembrava tutto fatto, in realtà adesso ha una partita difficilissima domenica e se non dovesse centrare comunque almeno il quarto posto si parlerebbe di un vero e proprio fallimento. Ecco, quello che mi ha colpito della partita col Napoli è l'atteggiamento mentale. Mi sembrava che quello disperatamente alla ricerca dei punti fosse la squadra di Ancelotti addirittura. Sì, esatto, un Ancelotti che comunque ha messo in campo la miglior formazione a parte il portiere, che poi è stato anche uno dei migliori. Però è un Inter che si è vista molto scarica a partire anche un po' dall'allenatore nel pre-match e anche soprattutto dopo. C'è aria comunque di rinnovamento, di cambiamento intorno all'Inter e sembra che i giocatori stessi abbiano già fatto le valigie e abbiano già chiuso anticipatamente la stagione, quando in realtà devono ancora cercare di ottenere l'unico obiettivo che gli è rimasto. Ecco, da questo punto di vista sicuramente sarà una giornata al cardiopalma sia per la Champions sia per l'Europa League, perché poi seguono Torino-Roma che possono ancora provare a scalzare qualche posizione, anche se lì sembra più consolidato. Insomma, il Milan almeno l'Europa League dovrebbe averla portata a casa.
Sì, il Milan almeno l'Europa League e credo anche la Roma, anche perché il Torino del 7° posto non se ne fa nulla, visto che la Lazio, vincendo la Coppa Italia, gli ha rosicchiato la posizione in classifica. Quindi quello che rimane secondo me è appunto gli ultimi 2 posti, perché alla fine si tratta di 2 posti per la prossima Champions League. In Europa League secondo me i giochi sono un po' il dado è tratto, insomma la Roma c'è e poi ti rimane esclusa nella lotta Champions. Senti, questo Empoli, per chiudere con la coda, fino a qualche settimana fa lo davamo per spacciato, invece al momento è tornato sopra la zona di sopravvivenza, peraltro superando una squadra che finché aveva Piontek nelle sue fila, sto parlando del Genoa, a inizio stagione aveva fatto quasi sognare i suoi tifosi. Sì, anche perché il Genoa, ancora il Genoa di Ballardini e Piontek, era a ridosso delle prime posizioni in classifica. Poi qualcosa probabilmente si è rotto, non solo la cessione di Piontek, ma comunque anche sul mercato poco fortunati anche per delle scelte, anche perché chi andava a sostituire Piontek poteva essere all'altezza, ma in realtà non lo è stato. E poi gli è girato un po' tutto male, perché i filotti di partite negative, a differenza di quelle dell'Empoli che poi sono risultate essere positive, c'è stato questo ribaltamento un po' di classifica e l'ultima giornata potrà dire tanto. L'Empoli arriva da addirittura 3 vittorie consecutive e sembra la squadra più in forma del campionato. E quindi vedremo come andranno le cose, ovviamente noi lo seguiremo per tutto questa settimana e poi anche oltre, facendo magari anche un focus partita per partita. Nel frattempo Andrea ti salutiamo e ti ringraziamo in attesa di nuovi aggiornamenti con la redazione di cartacantaweb.it. Ciao, grazie a voi. È il momento dello Spazio Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, dicevo che lo scorso 15 ottobre, durante le manifestazioni studentesche nella città di Torino, abbiamo visto in piazza un fatto gravissimo: l'esposizione e la messa a fuoco di 2 manichini rappresentanti i vicepresidenti del Consiglio e ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Per quanto ci riguarda, questo è solo l'ultimo di uno degli atti intimidatori che quotidianamente il movimento di cui faccio parte subisce, così come la figura del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Dalle sedi distrutte ai candidati minacciati, alle scritte sui muri inneggianti alla lotta armata e la morte di Matteo Salvini, non passa giorno in cui esponenti del nostro movimento non vengano messi sotto tiro con parole di fuoco o atti intimidatori. Il tutto nel silenzio generale o complice di media ed opposizioni. Vede Presidente, i cattivi maestri che alimentano queste tensioni e l'odio verso quello che dovrebbe essere solamente un avversario politico, li troviamo ogni giorno su Stampa e TV, con giornalisti di quotidiani nazionali che arrivano a volere, appeso per i piedi, quello che è oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno. L'Italia ha purtroppo un passato in cui la lotta politica si è spesso tradotta in violenza e morte. Per questo è doveroso ribadire in quest'Aula, che è il fulcro, il perno della nostra democrazia, senza distinguo alcuno, che fatti come quello di Torino non solo non possono essere tollerati, ma devono essere censurati senza se e senza ma. Noi, signor Presidente, non arretreremo di 1 millimetro, crediamo nella democrazia e nel confronto e siamo convinti che gli italiani per bene siano con noi. Ma non possiamo aspettare silenti che qualcuno passi dalle minacce ai fatti e non vogliamo dover tornare in quest'Aula per commentare fatti ben più gravi. Concluda. Esprimo a nome mio e a nome del gruppo Lega la nostra solidarietà al Ministro Salvini e al Ministro Di Maio e invito ufficialmente a una seria riflessione tutti coloro che ogni giorno in politica e nell'informazione parlano evidentemente senza rendersi conto delle potenziali e devastanti conseguenze. Qui Parlamento. E rieccoci di nuovo in diretta. Dopo le nostre rubriche facciamo e tracciamo un bilancio provvisorio del voto per il voto. State partecipando in tantissimi, potete continuare a farlo al 346 642 7756.
Luigi, il nostro tabaccaio da Vimodrone, sopra il 30% non ci manderà più le foto scattate a tradimento ai suoi clienti. Riccardo da Varese, lui la spara grossa, si impegna molto, sopra il 30%, niente gelato per un mese. Graziella, sopra il 36%, qui Graziella siamo già alla fantascienza, però smetterà di fumare, quindi è compensato in effetti, un vizio forte, una percentuale forte. Gli Anonymous sopra il 33,3%, sono molto coraggiosi gli Anonymous, faranno una dieta vegetariana per 6 mesi e in questi 6 mesi parleranno, almeno non parleranno male di Greta Thunberg. Se invece la Lega dovesse arrivare a quota Renzi, ossia 40%, l'Anonymous, attenzione, udite udite, ha promesso che arriverà a piedi da Trieste in via Bellerio, quindi è una promessa grossa, sta rischiando grosso. Poi Mattia 35%, si mette a dieta fino a perdere 20 kg. Laura 35% anche lei, non gioca più ai cavalli per un mese. Giancarlo Camionaro di Verona 30%, non parteciperà a grigliate in tutto il 2019 e vale anche per le grigliate degli altri, Giancarlo, ormai non ti puoi più tirare indietro. Joan al 38%, qui siamo proprio percentuali diciamo abbastanza fuori da ogni possibilità, però lui smette di bere birra, quindi anche qui insomma un cambiamento sostanziale. Rosanna inizia i voti di castità che abbiamo raccolto col 36%, Chris da Bergamo anche lui sigarette 36%, Michele da Verzuolo 50%, siamo a follia, no alla cassola. Torniamo ai voti di castità con Goffredo dalle Romagne 30%, Angelo, attenzione, Angelo Nannini fobico a 2 soglie, dal 32 al 35% accetterà di ascoltare 5 canzoni della Nannini, di Gianna Nannini, sopra il 35% sarà pronto ad ascoltare in radio 10 canzoni di Gianna Nannini. Raul da Cesano Maderno, se la Lega supera il 32,3% si impegna a votare col televoto al Grande Fratello, e questa è grossa. Maria Pia 30% Lega, lei si impegna a camminare 6 chilometri al giorno, grande Maria Pia. Claudio, il nostro ascoltatore greco, non si smentisce quanto a stereotipi sulla patria del rebetico del Sirtaki, dice: se la Lega supera il 25% non lavorerò più il sabato. Non mi sembra un gran fioretto, amico greco, ma visto che vogliamo un'Europa diversa va bene anche questo. Marco da Milano, anche lui per la castità 35%, ricordo a tutti quelli che fanno un voto di castità che vale anche se siete da soli, castità intesa totale, ragazzi, non fate i scherzi. Pompiere di Vigiù 20% non ascolterà più Radio Radicale. Guido, attenzione, Guido fa un fioretto al contrario: se la Lega prende meno del 25% telefonerà tutti i giorni per criticare, quindi è lo spauracchio. Se la Lega prende meno del 25% avremo Guido che ogni giorno del palinsesto, ma lo dovrai fare, Guido, devi telefonare per criticare. Attenzione a Pagani, anche lui mette la soglia al 33% e dice: ascolterò un discorso di Berlusconi guardando un poster della Bonino. Ecco, io lo cambierei così, Pagani, se sei d'accordo, visto che il tuo 33% coincide con le canzoni di Gianna Nannini e con le canzoni giapponesi. Se la Lega prende più del 33%, la puntata successiva di Rebelot noi mandiamo una canzone giapponese, una canzone di Gianna Nannini. L'ideale sarebbe se Gianna Nannini avesse scritto una canzone in giapponese, ma purtroppo non l'ha fatta, e poi tu ci dovrai dare dimostrazione che sei all'ascolto. Manderemo un discorso di Berlusconi su Radio Padania in modo tale che saremo certi che tu lo abbia davvero ascoltato. Alza al 32 la sua percentuale il nostro Giancarlo Camionaro, 32 nel senso nessuna grigliata, però 32%. Devo dire che voto per il voto, come è uno scherzo, come sapete è un gioco, però ragazzi, si respira ottimismo, state calmi. Laura 35%, vi do la mia ricetta dei ravioli ricotta e spinaci, ragazzi, calma. Sino da Milano no, non la leggo questa. Sino, mandacene un'altra, questa faccio obiezione.
Poi Alessio, sopra il 32% non criticherò per un mese Parenzo. No, devi fare qualcosa di meglio. 15% mi porto a casa un clandestino. Ma sei sicuro? 15 non è un refuso? Pompiere di Vigiù hai scritto 15%. Poi lo devi fare, ci devi mandare la foto di Mamadou a casa tua a Vigiù. E io peraltro sono anche della zona, vengo a visionare se è vero. Quindi pompiere, io faccio finta di non aver visto, secondo me è un refuso. Se volete potete approfittare ancora di qualche minuto per questa che è una sciocchezza ma porta bene, perché l'abbiamo fatta sempre e non è mai andata male. 0266 20 35 29, se volete potete fare il vostro voto con le vostre parole oppure scriverci il vostro voto per il voto al 346 64 27756. Per quanto riguarda Rebelotti invece i miei voti sono 33% solo canzoni giapponesi per 3 mesi, 30,01% vi riconfermo De André senza De André per 6 mesi, quindi sto facendo di nuovo il voto per il voto su quella che secondo me può essere l'asticella, diciamo, che ci può fare esultare davvero alla grande. Il 30% sarebbe un miracolo politico. Tra il 18 e il 25 ditemi voi, tra il 18 che è un punto in più delle politiche e il 25 che prendiamo così come elemento simbolico di un risultato a metà tra i sondaggi e quanto accaduto l'anno scorso, accetto vostre proposte. Attenzione, perché Giuseppe ci dice sopra il 40%, se la Lega prende più del 40% voto il PD la prossima volta. Questa non te la do buona, Giuseppe, la registro ma non te la do buona. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Marco, sono Ornella. Ciao Ornella, eccoti. Scusami che un po' di raffreddore, sono un po'... Vabbè, tanto non me lo attacchi via radio, tranquilla. Allora io no, meno male, almeno per telefono. Ascolta, io dico il 51%. La Madonna, anche sì. Tu, esagerata, per vai. Che adesso il 15% che si prende il clandestino, è logico che non prenda il 15%. No, ma sopra il 15% perché... se lo deve prendere poi. No, infatti è stato un errore, perché vale la percentuale che dite o sì, più, ma sa ovviamente. Benissimo che non prende il 15, ma prenderà, non so, il 90. Ma se prende di più vale il voto, Il voto vale. È linea minima. Beh, comunque io il fioretto che faccio... Vabbè, 51, Ornella, vai. Riprendo a fumare dopo 2 anni, ma è meglio di no. Meglio di no, già che metti al 51 fanne uno grosso. Che ho fatto una fatica, uno grosso, mangio il cioccolato tutte le sere, per una sera non lo mangio. Al 51%? Sì. Vabbè, ma il 51% non lo mangi perché quella sera in cui la Lega prende il 51% non so cosa succede. Appunto, non so cosa farò, guarda. Splende il sole la notte, perché se la Lega prendesse il 51% ci sarebbero fenomeni astrali e astrofisici mai visti prima. Io sono sicura che vincerà, sono sicurissima, e prenderà un sacco di voti. Se anche non è il 51 è qualcosa di meno, ma vedrai. Direi qualche cosa di meno. Perché io tutti i giorni nel rosario lo ricordo, e la Madonna, le preghiere valgono. Grazie Ornella. Ciao. Grazie Ornella. E c'è chi dice: mi raccomando, canzoni giapponesi non bergamasche. Sì, sarà solo canzoni giapponesi per 6 mesi. Sopra, non mi ricordo più neanche io che cosa ho detto, sopra il 33, che secondo me è il massimo possibile, altro che 51. Prendiamo una telefonata. Pronto, Pinti, sono Mariella da Magenta. Ciao Mariella. Senti, volevo dirti una cosa. Vai. Tu stai prendendo per i fondoschiene giapponesi, va bene? No, mai, anzi. Ma guarda che mio marito è giapponese, va bene? E tuo marito giapponese, ringrazialo sì. Allora. E volevo darti una notizia. Vai. Guarda che la manifestazione di Salvini, ne parlano anche i giornali giapponesi. Ma ci credo. Mio marito. Sì, ma ci credo, ma io con grande rispetto verso il Giappone, dove abbiamo ascoltatori affezionatissimi che amiamo. Perché me l'ha detto lui, perché lui ogni giorno si collega tramite internet, e mi ha detto: guarda che hanno scritto anche questo, vedi? E siccome i giapponesi parlavano molto a loro volta di Berlusconi, così, a quanto sembra anche Salvini ha... Ho capito. Ecco, poi vorrei sapere... Vai Mariella. Dove vai a prendere 30 canzoni giapponesi? Le troviamo, sì. Da qualche parte le troviamo. Mi raccomando, non confondete con quelle giapponesi con quelli cinesi. Mai, faremo Radio Sushi.
Ecco, bravo. Ciao. Grazie Mariella, che intanto non hai fatto il voto per il voto, ma tanto c'è tutta la settimana, puoi riflettere. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Eccola. Allora, io faccio dire la messa alla Madonna della Neve dove c'è tutta la gente che è con Salvini. Urca. Basta. Ma adesso lo E stai già poi facendo. Grande, e in barba a tutti quelli là del Vaticano che non fanno più nulla per la povera gente, neanche per la Madonna. Grazie. Grazie mille. 0266 20 35 29. Siamo nel voto per il voto. Dovete fare una promessa, un impegno, un fioretto legato a una percentuale. Cioè, se la Lega prende almeno X, io sono disposto a fare Y. Anonymous dice: sopra il 40% conduci per un mese vestito come la Bonino. Va bene, Anonymous, l'hai voluta tu. Sopra il 40%, visto che tu hai preso l'impegno che andrai a piedi da Trieste a Via Bellerio, dal 40% non sarai solo. Vengo a Trieste e torniamo a piedi. Mi ci metto anch'io, guarda. Al 40%, caro Anonymous, mi ci metto anch'io. Se la Lega prende il 40%, io e l'Anonymous, non so come lo riconoscerò, ma non avrò dubbi, da quella piazza gigante che avete a Trieste, prenderemo su e a piedi arriveremo a Milano in quella settimana, 10 giorni che ci vorranno. E Alessandra D'Anguillara: se la Lega prende il 33 guarderò la Gruber per un mese. Va abbastanza bene, Ale, però cioè, ci vorrebbe qualcosa di più terribile che vedere la Gruber. Cioè, non c'è niente di male a vedere la Gruber, dai, cioè è lì, è in televisione, si può guardare, la guardi tutti i giorni dall'inizio alla fine. Vabbè, quello in effetti, senza cambiare canale neanche durante il punto di Paolo Pagliaro, però ce lo dovrai dimostrare, dovrai fare dei filmati in cui dimostri ogni giorno che stai guardando effettivamente la Gruber. Ancora. Il pompiere Ivi giù dice: no, solo se prende il 15 porto a casa mia il clandestino. No. La percentuale mi pare ovvio, non fate i cavillosi, non fate i bambinetti, no, se uno dice se la Lega prende tot, vale da quel tot in su, come giustamente hanno già interpretato quelli tra voi che non hanno tema di mettere in campo le loro routine, le loro abitudini e di offrirle allo più sacro o allo più sacro fine generale. Prendiamo una telefonata. Pronto? Eccolo. Salve, sono Fabio. Ciao Fabio. Da Marino. Ciao Fabio, io eccoti. vi posso dire i primi tre che sono, secondo la bandiera italiana, i Verdi e la Lega, i bianchi e 5 Stelle e il rosso a sinistra. Benissimo, in bocca al lupo a tutti. Grazie a Fabio da Marino, dalla bella Marino. Abbiamo un altro WhatsApp. Se la Lega prende vabbè, ma Giulio da Varese, ma sei un disgraziato. Se la Lega prende almeno il 3% non guardo la Serie A fino ad agosto. Giulio, ti sei manifestato? Ecco, adesso fai un voto. Ci sarà qualcosa che ti piace fare? Guarda che ti dossiero, lo so che scopro che qualcosa ti piace fare, rinuncia per 2 settimane. Non lo so, ci sarà qualcosa. Guarda, in tanti hanno fatto voto di castità, immagino che anche lì tu possa avere delle sensibilità, fammi sapere. Comunque Alessandra D'Anguillara dice: Marco, tu non hai idea di quanto mi sia insopportabile la Gruber, quindi ti assicuro che per me è un sacrificio enormissimo. E allora sì, Ale, 33% per Alessandra D'Anguillara, guarderà la Gruber tutti i giorni. Per quanto? Per un mese. Gruber un mese, spero di ricordarlo. Si attendono proposte per Rebelotto tra il 18 e il 25%, perché non ho idea io di cosa proporvi, quindi e di cosa promettervi. In qualche modo attendo vostre. 02 66 20 35 29. Se volete potete scriverci ancora per un paio di minuti, poi entreremo nel vivo, insomma, della giornata politica, sentiremo le parole di Matteo Salvini che sono state dette pochi minuti fa al forum dell'ANSA, quindi insomma ci sarà lo spazio per sapere anche tutte queste cose, per entrare nel merito delle bagarre, delle polemiche, delle cose da fare, degli equilibri di maggioranza e equilibri di minoranza, su, giù, ricche ballacche. Tutto questo tra poco. Avete ancora 2 minuti per formulare un voto per il voto.
qual è la percentuale che voi dite e lì però dovete metterci del vostro. Lo Stefano del Brembo dice: se prendiamo il 40 diventerò buono per sempre, ma sei già buono come il pane, Stefano del Brembo, quindi non promettere cose che già hai. Andiamo a vedere cose piccole, cose, non lo so, cose piccole, non lo so. Cosa possono essere piccole cose che uno fa e non fa tutti i giorni? Ecco, entriamo nell'abitudine, no? Prendiamo una delle abitudini che abbiamo, che magari ci piace, questa roba qua, smetto di fare questa roba qua. Io perché ho preso l'impegno di... come si dice, ho preso gli impegni che voglio che siano radiofonici, perché almeno io vorrei che i miei impegni voi poteste vedere la mia sofferenza tutti i giorni, quindi musica giapponese De André, come sapete sono l'usato sicuro. Vi sfido, perché dal 25 al 30% potete darmi una penitenza da diretta. Quella che volete voi, che ne so, devo provare a condurre una mezz'ora solo in rima, decidete voi, non ho idea. Ecco, attenzione, è arrivato l'Anonymous. Dal 18 al 25 puoi ospitare Calenda in trasmissione, ma non viene Calenda, io posso provare a ospitarlo, ma non viene. Quindi ripensate qualcos'altro. Massimo da Varese dice: se la Lega prende il 35% tiferò Nibali al Giro d'Italia. Se tu tifi il ciclismo e non ti piace Nibali, va bene anche questa. Nibali, prendiamo una telefonata. Pronto? Eccoti. Ciao Giampiero di Lainate. Ciao Giampiero. Ascolta, io vado, non lo so, a piedi. Basta passare il 28%, guarda. Allora, sì, ma vai a piedi dove? Sì. Dove vai a piedi? Dove vuoi te? Allora, tu sei a Lainate? Io sono a Lainate, sì. Allora, Lainate, fammi vedere dov'è esattamente Lainate, che ti trovo un posto dove andare. Allora, Lainate, c'è è perfetto, guarda, tu aspetta, Lainate, stai calmo, Lainate. Dai, mandami a fare il bagno al Lago Maggiore. No, ti mando a Robecco sul Naviglio, dove tu entrerai nella via Francisca del Lucomagno, che ti porta fino a Pavia. E quindi a Pavia ci ho fatto il militare. Bravo, esatto. E puoi fare così, da Lainate a Pavia, sono 2 giorni. A dir tanto, non so quanti anni hai. 70. Dai, 2 giorni. Dai, quando ci vediamo a Pontina ho piacere di vederti. Va bene. Manchi tu e Citerio. Va bene, volentieri. Tutti. Guarda, allora a Robecco sul Naviglio mi sembra che c'è anche un alberghetto, è un posto carinissimo. Molto bello. Esatto, quindi ti è andata male che c'hai il conduttore camminatore. Grazie Giampiero, ciao, un abbraccio, ciao. L'ultimissima, qua stiamo sforando, niente ultimissima, andiamo, pubblicità, taglia. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Avete ascoltato Rebelot. Ma non è finito Rebelot, ma cos'è? Avete ascoltato Rebelot?
Ma sì, no, l'ho appena sentito, cioè non è che puoi fare il Man in Black, l'hanno sentito anche gli ascoltatori, non avete ascoltato, siamo ancora qui, ma è un golpe, è il governo Monti, vedete, la parte tecnica si impone, ma non lo so, ma ero qua tranquillo a prendere le cose, ma va come ti fanno fuori, l'articolo 18 ci vuole. Oh ragazzi, qua devo stare attento, mi fanno fuori in un attimo, vi faccio sentire Matteo Salvini, siamo ancora in Rebelot comunque, Investiamo sullo sviluppo, sulla crescita, sul sogno, sulle aziende. 15% si può? Sì, si può. È questa la frontiera su cui peserò il governo, su quanto andrà avanti il governo, su cui sfiderò la nuova Europa, è questo. Poi tutto il resto viene dopo. Anche l'immigrazione, sicurezza, pensioni, ambiente, conflitti di interessi, tutte cose importanti, per carità di Dio. Tasse e lavoro sono centrali. Quindi se io intaglio un governo che mi sostiene su questo, come peraltro da contratto di governo, il governo va avanti spedito. Se qualcuno inizia a dire, beh, ma vediamo, dipende, più avanti, forse non ci riusciamo, no, è il momento del coraggio. Il momento del coraggio, io ne sono convinto, io sono straconvinto che sia l'unica soluzione per crescere. Massimo, vai con la prima domanda. Sì, no, ha appena parlato di contratto di governo, fra un po' un anno dalla stipula di questo contratto, anche alla luce degli scontri di queste ultime settimane, non ritiene che questo contratto vada ripensato da lunedì in poi per vedere se ci sono ancora i motivi per stare insieme? Per me sì, perché rimangono tante cose da fare. La riforma delle pensioni va portata a compimento, c'è il discorso sull'autonomia. Oggi arriva in Consiglio dei Ministri, ma fa bene all'Italia, non al Veneto, alla Lombardia, fa bene a tutta Italia. Un'amministrazione più vicina ai territori. Merito, responsabilità. Sono due parole che in Italia mancano. Merito e responsabilità. La riforma della giustizia, fondamentale. Io quando vado all'estero incontro tanti imprenditori che mi dicono l'Italia sarebbe il paese più bello del mondo dove investire con una tassazione più normale e tempi certi della giustizia. La riforma della scuola e dell'università, rimettendo al centro il merito. Quindi la pace fiscale con Equitalia, c'è un sistema fiscale da andare a ripensare. Per farlo c'è bisogno di un governo e la Lega vuole che il governo vada avanti. Ovviamente se tutti mantengono gli impegni presi. Io la parola la mantengo, tutti dovrebbero fare lo stesso. Ma quindi il contratto dell'anno fa è ancora... Sì, e ci sono ancora tanti passaggi da esaurire. Poi ovviamente si può aggiungere materiale, però quello che mi sta a cuore è, e c'è nel contratto, la riforma fiscale, la rivoluzione fiscale alla Trump, alla giapponese. Io ho incontrato Shinzo Abe. C'è un debito ovviamente enorme rispetto a quello italiano che è controllato dai giapponesi, anche su questo stiamo lavorando perché sia sempre più in possesso di mani italiane il debito italiano, però lì hanno scommesso sulla crescita, hanno messo soldi, hanno tagliato tasse, 5 paesi europei applicano la flat tax, 40 paesi al mondo la applicano. Mi dicono non si può, ma perché non si può? Abbiamo applicato tutte le ricette contrarie e non funzionano. Rimane da applicare questa, 15%. Proprio oggi il Giappone ha annunciato una crescita del PIL del 2%, non è tantissimo, insomma, sono dati della notte che abbiamo pubblicato. Gli Stati Uniti del 2,3, 2,4 se non ricordo male, l'Ungheria che è piccola ovviamente, però l'anno scorso del 4,8, guarda caso tutti i paesi dell'Eurozona che applicano una tassazione fissa e sotto il 20% crescono di più della media di tutti gli altri. O sono coincidenze, oppure l'unica soluzione anche per contenere l'evasione fiscale. Io lo dico a quelli che pensano che sia coi controlli a tappeto o col terrorismo fiscale. No, l'evasione fiscale la abbatti se rendi conveniente pagare le tasse. Il problema è un po' il costo del welfare europeo e italiano rispetto a Stati Uniti e Giappone, e quello certamente per sostenerlo è complesso, no? No, però, ripeto, ovunque in Italia mi chiedono, prima di tutto il resto, riduzione fiscale e burocrazia, tasse e burocrazia. Sulla burocrazia c'è il ministro Giulia Bongiorno che sta facendo un lavoro che non le invidio. Sulle tasse però deve essere l'intera squadra di governo a crederci, per questo che è su questo che mi pesa. Poi se il decreto sicurezza viene approvato stasera, viene approvato fra una settimana, vabbè, a me spiace, spero che venga approvato stasera perché non serve a Salvini ma serve all'Italia. Però sulle tasse non transigo, cioè se qualcuno ipotizzasse di aumentare l'IVA in autunno non lo farebbe con me o con la Lega al governo, questo è poco ma è sicuro. Sirenella. Io sto seguendo il dibattito nei commenti alla nostra diretta Facebook. Sì. Ovviamente ci sono molti sostenitori, molti avversari, detrattori,
Però i due temi che vanno per la maggiore sono appunto le tasse e l'immigrazione, su cui credo che andremo dopo. Sulle tasse le chiedono più persone le chiedono delle accise sulla benzina. Sì. Carmelo le dice aveva promesso di intervenire al primo CDM, quella promessa che fine ha fatto. E poi leggiamo un commento che adesso mi sfugge, gli 80 euro di Renzi, c'è l'ipotesi di annullarli per fare la flat tax? Beh, è chiaro che se tu porti le tassazioni al 15%, vai a ridiscutere, non dico gli 80 euro, siamo ancora tanti in meno, ma tutto il sistema fiscale, detrazioni, deduzioni. Adesso fare la dichiarazione dei redditi è una giungla. Io Stato ti semplifico la vita, anche dal punto di vista burocratico. Mi dai il 15%, è chiaro che vado a ridiscutere tutto il resto, perché altrimenti nessuno paga una lira e lo Stato non sta in piedi. Sulle accise sì, ovviamente un governo di centrodestra c'era nel programma di tutti, non c'è un governo di centrodestra, c'è un governo Lega e 5 Stelle, rimane un mio impegno e quindi abbiamo già fatto i calcoli dei 2-3 miliardi necessari per andare a coprire l'eliminazione delle accise più vecchie e conto di riuscire a farlo il prima possibile. Ripeto, non sono da solo, siamo in 2 e quindi vedremo di trovare la quadra. Senta Ministro, lei ha parlato prima della giustizia, le cronache di questi ultimi tempi hanno portato un po' la Lega al centro dell'attenzione per alcune inchieste e anche quello che è accaduto con la Sea-Watch, comunque ha incrociato il lavoro di magistrato. Le leggo delle parole che oggi ha pronunciato il Presidente dell'Associazione Magistrati per un suo commento, Pasquale Grasso. I magistrati sono soggetti che nel sistema costituzionale disegnato all'indomani del disastro morale e civile della Seconda Guerra Mondiale agiscono in nome del popolo italiano, non secondo investiture elettorali, ma in forza di una legittimazione tecnica fortemente voluta e perseguita dai costituenti. Sembra un po' una risposta a... No, ma nessuno la mette in discussione. Okay. Pieno rispetto nelle indagini, chiunque colpiscano. Prendo atto con soddisfazione che a proposito della Sea-Watch è stato sequestrato, confermato il sequestro della nave, è stato indagato il comandante per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, a riprova del fatto che quello che denunciavo nei mesi passati non era una fantasia di Salvini, ma queste non sono associazioni caritatevoli, sono aiutanti degli scafisti, sono navi fuori legge, sono associazioni fuori legge e spero che la Procura vada fino in fondo. Sì, restando sull'argomento Sea-Watch, le precedenti iniziative della Procura di Agrigento sulla Mare Ionio si sono tradotte nel sequestro e poi dissequestro. Lei ha detto che se il sequestro fosse solo un escamotage per far sbarcare queste persone mi muoverei. Se finisce come è finita la vicenda Mare Ionio, lei in che modo si muoverebbe su una decisione presa da una procura, insomma? Diciamo che ho elementi che mi portano a supporre che il sequestro sarà confermato e che le indagini andranno fino in fondo, perché da Ministro dell'Interno, senza entrare nel merito delle scelte altrui, nel totale rispetto dell'autonomia, della magistratura, eccetera, eccetera, ci sono evidenze di connivenze fra terra e mare, fra trafficanti di esseri umani e aiutanti dei trafficanti di esseri umani, quindi conto che questo sia stato l'ultimo viaggio illegale di questa nave fuori legge, perché penso che andrà a finire così, senza togliere il lavoro ad altri, anche perché questo ha comportato una riduzione del 90% dei morti in mare, fortunatamente. E quindi la politica dei porti chiusi salva vite, la politica dei porti aperti è una condanna a morte. Io non voglio condannare a morte nessuno, quindi conto che la Procura liberamente ci dia presto risposte. Intanto ringrazio i colleghi che sono fuori e che stanno scrivendo, perché le sue parole già sono uscite e stanno andando nel nostro circuito per gli abbonati, quindi complimenti per la rapidità ai colleghi. Serenella. Sul tema immigrazione, sì. Intervengono in tanti, le chiedono cosa ha provato ieri sera ad assistere in diretta allo sbarco e le chiedo anche, ci sono molti che nominano Giorgia Meloni, dicono se fossi al governo con la Meloni riusciresti a bloccare le navi, a fermare l'immigrazione, perché non fare un governo con la Meloni? Ma perché io ho ridotto del 90% gli sbarchi, se io non faccio il ministro del se,
L'anno scorso di questi tempi gli sbarchi erano stati 11.000, quest'anno siamo a 1.100, se non ricordo male, quindi non ho bisogno di fare altro con altri. Gli sbarchi in Italia si sono ridotti del 90% e per la prima volta dopo anni e anni e anni le espulsioni sono il doppio degli arrivi. Quindi non ho bisogno di nuove idee. Stiamo già dimostrando che facciamo, e quindi con questo governo. Certo, se poi all'interno di questo governo qualcuno domani dicesse però riapriamo i porti, allentiamo, vediamo, accogliamo, no. Però quello che sto facendo lo sto facendo senza l'Europa, da soli, con questo governo, quindi non ho bisogno di inventarmi cose nuove, di nuove alleanze, onestamente. Mentre chiedo alla regia di preparare un attimo il nostro materiale d'archivio che abbiamo preparato per tutti gli ospiti, le faccio una domanda dopo la manifestazione di Milano e il Rosario, no? Questa grande polemica con il mondo della Chiesa, con il Papa, con le posizioni del Papa, non la preoccupa un po'? Non c'è No, ma non è una polemica col mondo della Chiesa, c'è la polemica con qualche esponente della gerarchia vaticana. Che anche oggi sono stati... Io ho il telefonino pieno di messaggi, non solo di preti, suore, frati, missionari in Africa, ma cardinali e vescovi, che mi dicono: Matteo, vai avanti, Matteo, tieni duro. C'è una politica che ha permesso che venissero tolti i crocifissi dalle scuole, non si fa il presepe, si cancella il Natale, si cancella la Pasqua, si festeggia Maometto. Una volta, buon Dio, che c'è un ministro che, da ultimo dei buoni cristiani, testimonia la sua fede con le opere e non con le parole. Tanti e tanti italiani, cristiani ma non solo cristiani, apprezzano questo rigore. Poi io credo che da soli non facciamo nulla se non c'è l'aiuto che arriva dall'alto. Nessuno penso si debba offendere. Poi i cattolici hanno la loro testa, non è che votano Salvini perché tira fuori cacchio, voto Salvini perché tira fuori il rosario in Piazza Duomo, non sapevo cosa fare, voto lui. Io quello che faccio lo faccio aiutato dagli italiani, ma anche dal buon Dio, perché ci credo, e quindi non vedo dove sia il problema. E condanno l'Unione Europea che ha negato le radici giudaico-cristiane. Mi sarebbe piaciuto che alcune di queste voci, oggi ho letto ad esempio quello che mi ha stupito, il vescovo, se non ricordo male, di Mazara del Vallo. Sì, lo stavo per citare. Che ha detto che ma chi vota Salvini non è cristiano. Salvini non è cristiano e chi vota Salvini non è cristiano. Ma come fai a dire una roba del genere? Cioè, oltretutto un pastore di anime che semmai dovrebbe perdonare. Facciamo che Salvini sbagli, tu, pastore di anime, gli dici: buon Matteo, guarda che sbagli, ti riporto sulla retta via. Come fa un pastore di anime? Poi a Mazara del Vallo, il candidato sindaco della Lega è arrivato pure al ballottaggio, e stiamo parlando dell'estrema propagine siciliana. Salvini non è cristiano e chi vota Salvini non è cristiano. Ma a che titolo? Lui dice: non possiamo più permettere che ci si appropri dei segni sacri della nostra fede per smerciare le proprie vedute disumane, che poi sarebbero le sue antistoriche, e diametralmente opposte. Perché ho delle vedute disumane? Adesso io mi confronterei, se riuscite a farlo qua al Forum AMSA, mi confronterei domani con questo eccellentissimo cardinale. Non ho capito dov'è la disumanità. Meno sbarchi significa meno morti. Qualcuno rimpiange la schiavitù? Qualcuno vuole nuovi schiavi che poi vanno a stazione Termini o in stazione Centrale o a spacciare o vengono vendute sulle strade, sui marciapiedi? Non penso. Quindi poi non faccio dibattiti teologici, faccio il ministro, devo risolvere i problemi. I reati quest'anno sono in calo? Sì, del 15%. I morti sono in calo, le rapine sono in calo, gli stupri sono in calo. Assumiamo poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, accendiamo telecamere, scuole sicure contro gli spacciatori, mare sicuro contro gli abusivi. Stamattina con Confartigianato abbiamo presentato l'operazione per difendere gli anziani dalle truffe e mi sento dare del disumano e del fatto che non sono cristiano perché vado in giro col crocifisso in tasca. Posso andare in giro col crocifisso in tasca? Posso chiedere l'aiuto di Maria? O qualcuno si offende? Non lo so io. Allora, noi siamo andati a vedere nel nostro archivio, così una parentesi di alleggerimento che abbiamo fatto con tutti gli ospiti, qual è la prima fotografia che la ritrova e la prima notizia. Allora, questa è la prima notizia in cui lei sostanzialmente appare nell'Ansa ed è una manifestazione dei residenti di Milano contro
ricordo. Lei se la ricorda, nel 94, lei che appunto, come ci siamo detti prima, c'era stato una volta. Era stato una volta. Però parlavo di qualcosa che conoscevo. Però in quel giorno disse, ma secondo me possono convivere, eccetera, eccetera. E poi c'è la fotografia invece che è più legata al suo percorso attuale. Vediamo la prima foto, così vediamo anche le differenze. Sicuramente la barba, se mi ricordo bene. La regia, se ci aiuta, ci fa vedere la foto. Qualche chilo in meno sicuramente. Un momento, lei si ricorda il 94, quella manifestazione con... Questo cos'è? 2005. Questo invece è Champagne, quando è stata bocciata la Costituzione europea e il referendum francese. Sì. Qui era già nella Lega, ci sono i simboli. Qua eravamo al consolato francese a Milano, se non ricordo male. Sì, se uno fa il consigliere comunale di una città, secondo me fa meglio il politico, il ministro, perché conosce i problemi quotidiani, le scuole, i trasporti pubblici, le case popolari, i bonus bebè, gli asili nido aziendali, la qualità degli ospedali e della sanità, che in Italia è eccellente in alcune zone e deve migliorare in altre. Però chi amministra localmente, secondo me, ha la testa più aperta. È più vicino anche alle esigenze. Andiamo con le domande, vai. Sì, allora abbiamo appena parlato dell'Unione Europea, prima del Vaticano, insomma, c'è l'Unione Europea, una parte del Vaticano ha detto, non tutto, c'è la magistratura, c'è l'ONU, c'è l'alleato di governo. Lei in passato ha detto tanti nemici, tanto onore, ma non teme che avere anche con tanti avversari la sua azione di governo possa uscirne ostacolata? Ma in questi 11 mesi abbiamo dimostrato che stiamo mantenendo, non tutti ovviamente in 11 mesi, non è che tu esaurisca il programma di governo, però sulla legge Fornero con quota 100 l'abbiamo fatto, sulla legittima difesa l'abbiamo fatto, pace fiscale con Equitalia per le persone fisiche l'abbiamo fatto, mancano le società e su questo c'è la discussione con i 5 Stelle, perché secondo me liberare dalle cartelle di Equitalia gente che altrimenti non paga le tasse e lavora in nero è sensato. La flat tax sulle partite IVA l'abbiamo fatta, tanto che hanno aperto 200.000 nuove partite IVA. Sull'immigrazione, l'assunzione di poliziotti, l'abbiamo visto. Sì, l'ONU dice che violiamo i diritti umani, ma buon Dio, con quello che accade in Venezuela piuttosto che in Turchia, io non ho capito il decreto sicurezza dove stia violando i diritti umani. Qualche cardinale si offende perché invoco l'aiuto del buon Dio e di Maria. Vabbè, vado avanti tranquillamente. L'Unione Europea ci richiama ai vincoli di bilancio, l'ho detto prima. Abbassare le tasse in Italia non è un diritto, ma è un dovere morale. E i vincoli europei vanno rivisti perché stanno portando precarietà ovunque. No, io preferirei andare d'accordo con tutti, però ovviamente se sei ministro dell'interno e sei il leader di un partito che è il primo partito in Italia, quando si può parlare di sondaggi evidentemente, se no ci arrestano tutti, però non occorre uno scienziato per intuire che la Lega domenica sarà primo partito in Italia e fra i primi partiti in Europa. E quindi è chiaro che hai tanti amici fra gli italiani e ti sei fatto anche qualche avversario, no problem. Lei pensa che che la percentuale sarà alta di votanti o sarà in linea con l'Europa? Io spero che sia alta, perché sicuramente il dibattito politico non aiuta, però l'Europa entra in casa, entra in frigorifero, perché l'Europa decide sui prodotti agricoli, entra nella bolletta della luce, entra in spiaggia, perché con la direttiva Bolkestein abbiamo rischiato di perdere la gestione di tutte le nostre spiagge, entra nei posti di lavoro, entra nel merito dell'età pensionabile, riguarda i giovani con le politiche dell'Erasmus, che è una delle poche cose buone dal mio punto di vista da rinforzare, entra in casa nostra e in carcere, perché ovviamente le politiche sull'immigrazione, se gestite a livello europeo, sarebbero gestite meglio, quindi mi auguro che anche grazie all'ANSA in questi 6 giorni rimanenti ci sia tanta gente che va a documentarsi, perché alcuni partiti, alcuni candidati parlano di Europa ma con cose che non c'entrano niente. L'Europa entra in banca. La direttiva sulle banche, la direttiva del bail-in, contro cui la Lega votò, condanna i risparmiatori se salta una banca, e quella è una delle prime direttive da andare a ridiscutere. Quindi noi su come riformare l'Europa, come Lega, le idee ce le abbiamo chiare, non siamo da soli, l'abbiamo visto sabato in piazza, non so quanti altri partiti abbiano esposto un programma comune, ognuno con le sue differenze, eravamo in 12. Di 12 paesi diversi sul palco di Piazza Duomo
sabato, e senza quelli che non c'erano, ma penso agli inglesi di Nigel Farage, penso agli spagnoli di Vox, penso a chi è in altri partiti in questo momento, ma potrebbe essere alleato nostro la settimana prossima, ai polacchi, agli ungheresi, agli svedesi. Quindi c'è un'idea di un'Europa diversa fondata sul lavoro. Noi vogliamo rimettere al centro il lavoro, la speranza, il sogno, perché senza lavoro tutto il resto non c'è. Prepariamo la prossima scheda, intanto sentiamo la prossima domanda di Serenella. Una domanda mia. Oggi un esponente importante del suo partito, che è il governo, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Giorgetti, in un'intervista dice che però il governo è in stallo e che il presidente Conte non si è dimostrato super partes, prende le parti dei 5 Stelle rispetto alla Lega. Conte ha commentato dicendo: se la Lega pensa che io non sono super partes, se c'è un problema in quel caso di tenuta del governo, me lo venga a dire in Consiglio dei Ministri, anche in Parlamento. E oggi cosa vi direte in Consiglio dei Ministri? No, io oggi spero di portare a casa il decreto sicurezza, che è il mio mestiere, perché sono provvedimenti contro la camorra, contro gli scafisti, contro i teppisti da stadio e per proteggere le forze dell'ordine sempre più spesso aggredite. Nei primi 4 mesi di quest'anno ci sono stati 630 carabinieri medicati al pronto soccorso per aggressioni, che vuol dire che se non c'è più rispetto per la divisa c'è un problema a Houston, abbiamo un problema, e quindi bisogna riportare un po' di ordine e di rispetto. E rieccoci in diretta, ancora pochi minuti. Avete sentito Matteo Salvini, tra poco Stefano Graziosi con il suo comeback ci parlerà di cosa si agita in casa dei democratici tra Joe Biden e Nancy Pelosi. Voi avete continuato invece a mandarci i vostri voti per il voto. Abbiamo Armando da Cantù: se la Lega prende il 40% si mette a dieta. Najwa 35% farà uno spogliarello, mentre a me avete consigliato 2 voti che accolgo. Allora, al 18%, quindi un punto in più dell'anno scorso, manderò 3 canzoni di un artista che non ho mai mandato perché non è proprio nei miei gusti, non ho, diciamo, quella repulsione che può avere Angelo per Gianna Nannini, però non è che mi piace tanto. Manderò, anziché 3, 13 canzoni di Biagio Antonacci, superato il 18%. Dopodiché attenzione, perché io qua la sparo grossa, se la Lega supera il 25% accolgo uno dei vostri suggerimenti. Mi hanno chiesto di non dire chi è, di non dire il nome, perché è un ascoltatore che non ha voluto, ha detto non dire però che ce l'ho stato io. Va bene, lo accolgo. 25% per un mese. Durante le normali trasmissioni di Rebelot io non potrò più dire la parola Matteo Salvini. Difficilissimo condurre una trasmissione su Radio Padania senza dire la parola Matteo Salvini. È difficile fare qualsiasi cosa di comunicazione in questo momento senza dire Matteo Salvini, ma mi prendo questo impegno. Sopra il 25% non dico più Matteo Salvini per un mese. Potremmo, io qui poi mi appello alla vostra clemenza, cioè se succede questa cosa posso dire ministro degli interni, segretario della Lega, oppure la facciamo proprio difficile, che non posso più dire per un mese né la parola Matteo Salvini né riferendomi a lui segretario della Lega e ministro degli interni, e che quindi dovrò trovare delle perifrasi? Non lo so, io non mi sento fin qui, ditemi voi se devo farlo. Dal 29% dovrò concordare con Cainarca delle conduzioni straordinarie estive, agostane, non quando sono in ferie ovviamente, ma agostane di Sulla Notizia, che è un po', in effetti gli ascoltatori lo sanno, un po' la peppatencia per noi conduttori Sulla Notizia ad agosto, ma ci sto. Sopra il 30% De André verrà bandito per 6 mesi, porta bene. Sopra il 33% solo musica giapponese, e sopra il 39%, questo invece lo dico, è l'Anonymous che non mi vuole bene, o forse vuole più bene alla Lega che a me, perché sopra il 39% fare un Vox Populi in un centro sociale.